Zaia è stato un grandissimo governatore, noi lo abbiamo sostenuto, abbiamo governato insieme a lui in tutti questi anni e sicuramente lascia un patrimonio importante a livello politico-amministrativo nel nostro Veneto. Ci sono stati 15 anni di Galan a trazione Forza Italia, 15 anni di Zaia a trazione Lega. È facile pensare che Fratelli d'Italia con il 38 e passa per cento preso alle politiche, alle europee in Regione Veneto possa essere il partito guida della coalizione nei prossimi anni. Decideranno però i leader nazionali chi dovrà essere il governatore, se sarà della Lega, se sarà di Fratelli d'Italia, se sarà un profilo diverso. Se sarà di Forza Italia? Quello che credo che sia l'ipotesi più difficile, avendo già Forza Italia il governatore del Piemonte Cirio ed essendo il partito più piccolo in questo momento in Veneto della coalizione.